Buonasera da Francesco Iaccarino e Antonella la Veneziana. Stasera abbiamo preparato un servizio sui cosiddetti operativi, i signori della guerra, coloro che prendono le decisioni. Sono persone particolari, sprezzanti del pericolo, uomini duri, addestrati ad affrontare le situazioni più estreme. Molti di loro hanno decine di omicidi sulle spalle, eppure a vederli non si direbbe. Da sempre giocano a nascondino con la propria coscienza. Prego la regia di mandare avanti il collegamento in diretta con la plancia comando. Sono sempre io, l'inviato speciale di Nave Veneto. Ci troviamo oggi in plancia comando che rappresenta il cuore di questo incrociatore della Marina Militare e ogni giorno durante la navigazione il servizio di guardia qui in plancia si compone di un ufficiale tenente di vascello. Ecco, è arrivato il commander. Ho detto stamattina, ho dato una disposizione molto semplice. Allora, voglio la sdraio sul lato sinistro che c'è ombra, non a dritta che mi spello. Quante volte ve lo devo dire? È una cosa semplice. Comandi, command, pensavo volesse prendere un po' di sole anche stamattina. Ah, ma c'è la TV. Quindi il servizio di guardia in plancia comando è svolto dal tenente di vascello Pignataro, che è il comando che detiene il comando di guardia, che adesso ci illustrerà circa i compiti che si svolgono. Sì, in plancia effettua la guardia un ufficiale, che in questo caso è il signor Di Matteo, che è l'ufficiale di guardia in plancia, che diciamo, ha detto ad evitare principalmente collisioni con altre unità, si avvale di sensori, radar e anche delle vedette. Suo compito secondario invece è quello di controllare la navigazione, quindi di diciamo, mettere il punto sulla carta nautica e seguire quella che è la stima tracciata sulle carte dall'ufficiale di rotta. Dicevo, si avvale di alcuni strumenti, i principali sono i radar di navigazione. Abbiamo questo radar l'ARPA, di recente acquisizione di questa nave, è un radar molto nuovo, è un radar digitale. Chiedo scusa, signor Pignataro, ma una giornata tipica qui della plancia durante il servizio di guardia, come si svolge? Da chi è composto come personale? Sì, sono cose che si possono dire, cose che è meglio non dire, però diciamo che l'ufficiale di guardia in plancia ha i compiti che vi ho detto. Ci dica quelli ufficiosi. Ah, quelli ufficiosi magari ve li spiega il signor Di Matteo. Cosa hai detto che serviva questo? Per il tracciamento dei bersagli. Non mi ha dato colore. Stavo giocando a poker, porca miseria, non riesco mai a vincere niente. Questa è una bellissima macchinetta da poker, l'hanno appena montata. Purtroppo sarà truccata perché non si vince mai. Cioè, ormai. Poi il premio ci ha messo le mani. Il commissario ci ha messo le mani anche qua, c'è mani dappertutto. Come è previsto? Come è previsto, mani in pasta dappertutto. Poi un attimo, allora, qui c'è il sottordine di guardia in plancia, la sua funzione è quella di fare solo la presenza in plancia, non fa assolutamente niente, guarda fuori, si fa i tris sul vetro da solo e prende le ordinazioni per il pranzo serale. Sì, una pizza margherita al tavolo 1, una Coca-Cola al tavolo 2. Comunque sì, questa è la postazione, si guarda fuori, appunto si guarda se il tempo è bello oppure è cattivo, se si può prendere il sole, se davanti c'è qualche bersaglio da evitare. Sì, queste cose sono state le vedete, su quello ci pensano le vedette che sono state a dovere
indottrinate, istruite, sanno sicuramente quello che devono fare, ogni tanto si fa un controllo, poi eventualmente andiamo da una vedetta, chiediamo se sa qual è il suo compito qui come vedetta, così ci facciamo spiegare direttamente da loro qual è il loro compito. Il compito qui della vedetta è quello di, come ausilio per controllare bersagli, avvisare l'ufficiale di guardia in plancia, la guardia in plancia, fare il riconoscimento dei vari bersagli, quindi comunque un ausilio per la navigazione. Vediamo un attimino se la vedetta in effetti è preparata per questo compito. Quali bersagli ha individuato da stamattina? Ma da questa mattina abbiamo individuato un paio di barche a vela con delle belle ragazze in topless. È stato molto interessante. La barca a vela o i componenti dell'equipaggio? Il topless. I suoi compiti primari quali sono che lei svolge come vedetta? Non farsi sfuggire appunto questi bersagli e comunicarli prontamente in plancia per consentire a tutti una pronta visione del paesaggio, sì, paesaggio greco. C'è tutta un'organizzazione quando vengono avvistati questi bersagli, questo tipo di bersagli con queste femminucce vengono prontamente passati in GE, i quali vedono se sono bersagli di interesse e poi vengono certo a fotografarli per allegarli nel nostro diario storico. Quindi vengono catalogati. Ci illustri, signor Pignataro, la parte, la parte TLC. Allora sì, questo è il tavolo TLC, dal quale in navigazione e ovviamente quando c'è la presenza di altre unità militari si ha il collegamento su una rete TLC appunto in voice per lo scambio di segnali tattici con altre navi. Poi possiamo proseguire con la postazione del timoniere. Sì, il timoniere ha a disposizione la ruota del timone, quindi per variare l'angolo di barra del timone e quindi orientare la nave a dritta e a sinistra. Ha a disposizione queste due girobussole, ripetitori di girobussole, quella di poppa e quella di prora. E di qua lui segue la rotta che gli è stata ordinata dall'ufficiale di guardia in plancia. Ultimamente il timoniere si lamentava perché non gli sono stati ancora montati gli specchietti, i retrovisori e diciamo soffre un po' perché non ha il servosterzo. Per quanto riguarda il punto nave, come siete organizzati? Sì, per il punto nave ci dobbiamo trasferire sul lato sinistro della plancia. La navigazione diciamo, è seguita da questa postazione che ha a disposizione due sistemi ricevitori GPS per la conoscenza del punto nave. Questo è ovviamente molto importante per seguire la navigazione sulle carte nautiche. Quello che seguirà è una specie di annuncio, un'ultima parola su un certo argomento, detta da un uomo il cui carattere fa tremare i veterani più incalliti. Un uomo dai nervi di acciaio. Quello che verrà detto si rallaccia al servizio andato in onda ieri, quello sul reparto sistema nave. Precisiamo comunque che ambasciatore non porta pena, Signor Pignataro, nel momento in cui c'è una variazione di giri dell'unità navale, che cosa avviene? Quest'ordine viene trasmesso da qui e riportato in CS o in... Quindi diciamo che sostanzialmente, materialmente, la variazione del cambio dei giri la effettua il sistema nave, quindi diciamo sono loro che rappresentano il cuore della nave, sono loro, voi... Non sarei d'accordo perché tecnicamente l'ordine viene partorito in plancia e viene eseguito meramente e stupidamente dal sistema nave, questo è il concetto. Cioè loro non hanno la possibilità di guardare fuori, quindi si devono attenere scrupolosamente a quello che noi decidiamo qui dalla plancia. Il prossimo servizio riguarda un team di incursori italo-americani. Potrete vedere come con estrema naturalezza alcuni personaggi di bordo affrontano dei facili, vedrete da soli, passaggi bordo elicotteri detti Vertre.
Si nota in particolare l'esempio di agilità con cui brillantemente portano a termine la pericolosissima operazione. You've done it all. You've broken every code. Pulled the rebel to the floor. You spoke the game, no matter what you say. But only metal, what a bore. Blue eyes, blue eyes. How can you tell so many lies? Come up and see me, make me smile. I'll do what you want, running wild. There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. Resist, resist. It's from yourself you have to hide. Oh, come up and see me to make me smile. I'll do what you want, run running wild. There ain't no more. You've taken everything from my belief in Mother Earth. Can you ignore my faith in everything? 'Cause I know what faith is and what it's worth. Away, away. And don't say, maybe you'll try to come up and see me, to make me smile. I'll do what you want, just run away wild. È stato rinvenuto questo scalpo davanti al camerino del signor Leonzio, accanto ad una pozzanghera di sangue. Il proprietario può reclamarla dall'aiutante di bordo. Grazie.